Possa la magia del Natale appena passato trasferirsi sul parquet. Questa sera c'è una sfida mai banale che regala sempre gol e spettacolo. Appassionati di futsal, e Ciro Morra che vi parla, mettetevi comodi, questa è Napoli Futsal L84, valida per l'11ª giornata della Serie A del massimo campionato nazionale di futsal. È un match, come dicevamo, che ci ha sempre regalato tante emozioni, tanti gol. Basta ricordare le 3 gare della semifinale dei playoff scudetto dello scorso anno, decise all'ultimo secondo in favore degli azzurri, che poi persero la finale, ma saremo sicuri che questa sera sia i piemontesi sia i partenopei ci delizieranno e ci regaleranno un match favoloso, ce lo auguriamo e proveremo a raccontarvelo. Diamo un po' lettura delle formazioni con l'L84 che sceglie Rescia, Tuli, Fortini, Josico, Braga, Cuzzolino, Coco Wellington, Pasculli, Murillo, Tondi, Mendes e Raguso. Questi gli uomini scelti da mister Paniccia, che deve fare a meno a sorpresa di Vinicius Rosa, il più in forma, il più in palla. Mister Fulvio Colini sceglie invece Pelesigno, Perugino, De Luca, Salas, Bellobuono, Salas, Vavà, Bolo, Duarte, Chianese, De Gennaro, Perugino. Napoli che deve fare a meno dello squalificato Titi Borruto. Terna arbitrale composta dall'arbitro 1 Marco Moro della sezione di Latina, arbitro 2 Francesco Sgueglia, sezione di finale Emilia, al cronometro Emilio Romano della sezione di Nola. Atmosfera sempre caldissima qui al Palaia Cazzi di Aversa, col tifo casalingo che già si fa sentire e che sicuramente farà e sarà un fattore in più, visto il fatto che il Napoli è l'unica squadra in Serie A a non aver mai perso ancora in casa, con 20 reti fatte e solo 2 subite, mentre l'L84 in trasferta fa un po' fatica. 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta, con solo 15 reti fatte e 14 subite. Quindi c'è tutto il mix giusto per un match, come dicevamo in apertura, che ci terrà col fiato sospeso e sicuramente ci farà stare legati al divano per questi 40 minuti, dove sicuramente i grandi delle 2 squadre si daranno battaglia, anche se le 2 defezioni, come dicevamo, dell'ultima ora per quanto riguarda Vinicius Rocha dell'L84 e Borruto squalificato tolgono tanto. Ma siamo pronti, darà il via al match l'L84 che attaccherà da destra a sinistra dei vostri schermi con classica tenuta verde con dettagli neri, calzoncini neri. Napoli attaccherà da sinistra a destra, maglia azzurra come il mare e calzoncini bianchi. Si aspetta solo il fischio e l'ok del cronometro e poi sarà Napoli Futsal L84. Comincia il match col primo pallone manovrato dalla L84 e costruisce bene, va in verticale subito con Rescia, che però non aggancia bene. Allora Bellobuono mette giù Bolo, la resistenza, Tuli recupera palla, c'è il fallo dell'L84 ai danni del Ciolo Salas, che si era preso un bel rischio in una zona molto critica. Allora Salas si va a sinistra, si dialoga, ancora Salas, verticale sulla destra, attenzione, la conclusione di Pelesigno, facile preda per l'estremo difensore Tondi. E allora ancora L84, Cuzzolino chiuso, sempre Cuzzolino, si riparte da lui, giocatore di spessore, giocatore che ha una storia importantissima. E allora Napoli che resta alto, viene a prendere alto Pelesigno, la costruzione dell'L84 e prova a trovare un pallone sporco. La palla è lunga, subito avanti per la L84 con Josico, tenta il tiro, sporcato ma Bellobuono c'era, tiro citofonato quasi.
E allora ancora il Napoli che si prende un rischio e poi senza mezze misure, alla vecchia maniera, si sbatte il pallone fuori e si evitano problemi. Bolo ci ha messo una toppa. Tuli alla battuta per Cozzolino vicino, calcia, il pallone sporcato e bello buono, si deve superare da subito, deve rispondere presente il Napoli subito, il capovolgimento di fronte, l'attacco chiuso e allora L84 che può ripartire. Cozzolino mette giù, perde palla, Salas recupera la transizione, il pallone apparecchiato, il pallone lì ancora e il Napoli che non riesce ad agganciare il pallone che poteva essere pericoloso e arriva intanto anche un fallo per il Napoli, c'è anche un cartellino giallo. Rivediamo la serie di batti e ribatti e poi il fallo commesso da Bolo che va a iscrivere il suo nome sul registro dei cattivi del direttore di gara. C'è intensità e lo abbiamo visto col Napoli che prova a restare alto, a provare a schiacciare la L84, che prova con una fitta rete di passaggi a recuperare ancora la stessa azione di prima. Salas recupera solo per un attimo, viene chiuso poi Bolo a chiudere la traiettoria di passaggio. E allora L84 con Josico, apertura a destra, pallone in profondità, non c'è nessuno, solo bello buono che mette giù con le mani e si va ancora da Pelesigno, tracciante eletto dalla L84. Allora bello buono con le mani lungo, Van der Salas si gira e calcia a Murato. Quasi 3 minuti di gioco al Palaiacazzi, ma se potessi trasferirvi l'atmosfera che c'è qui, vorreste correre tutti quanti qui a vivere questo match. Cozzolino sbaglia, Pelesigno aggancia, irrompe Bolo, il cost to cost, Salas, Bolo, la conclusione. Tondi deve metterci una mano, il tiro sul primo palo e il Napoli va al primo giro dalla bandierina. Rivediamo le immagini dell'azione del Napoli con Bolo che calcia col mancino sul primo palo, Tondi c'era, seguiamo gli sviluppi di questo corner con Salas sul primo palo, Cozzolino c'era. Ancora Bolo, la conclusione, il sinistro si spegne largo sui tabelloni pubblicitari. Attenzione alla L84 che prova a reagire dopo il forcing del Napoli. Josico, Cozzolino circumnaviga, mette palla lì, tutto chiuso, serie di batti e ribatti. Perugino deve metterci forza e quantità per togliere da mezzo quel pallone che girovagava al limite dell'area di rigore del Napoli. Sarà rimessa sul versante di sinistra, c'è il numero 10 Josico sulla battuta. Seguiamo gli sviluppi di questa palla ferma, messa giù subito. Pelesigno, Perugino, il break del Napoli con Salas, chiuso, Cozzolino. Attenzione, animi caldi, animi caldissimi, arriva anche il primo giallo per la L84. Lucas Braga entra anche lui sul registro dei cattivi del direttore di gara e questa è una situazione che va gestita bene, perché dicevamo che il match è di quelli di cartello. Napoli terzo in classifica con 21 punti e L84 quinta con 19 punti, quindi
la situazione è chiara, nessuno vuole perdere, ci si butta alla morte su qualsiasi palla, perché qualsiasi pallone può essere importante per la stagione di entrambe le squadre. Col Napoli chiamato a resistere lassù per provare a ripetere la stagione magnifica, e la L84 che comunque sta attraversando un buon momento di forma, reduce da 3 vittorie consecutive. Bello buono in profondità per Max De Luca, palla lunghissima. Se la L84 viene da 3 risultati utili, da 3 vittorie consecutive, scusate, il Napoli viene da una striscia di 5 risultati utili positivi. C'è un po' di rammarico, in particolare contro la Roma, ma staremo a vedere se il Napoli si rialzerà e proverà a tornare a vincere dopo quel brutto pari che lascia molto amaro in bocca contro una Roma che sappiamo non ha la classifica dalla sua parte. Attenzione a Braga che si gira, se ne va, pallone che taglia tutta l'area, finisce a lato. E allora Salas chiamato a rimettere in gioco. Perugino si allarga anche bello buono per dare una soluzione, visto e servito in profondità. Attenzione al Napoli che attacca. Perugino, zona tiro, ancora il Napoli, il pallone che taglia tutta l'area. C'era De Luca ma era molto attardato, e allora il pallone di Vavà non è riuscito ad accontentare nessuno né a trovare un padrone. E l'84 che riparte. Braga, duello fisico e di nervi con Perugino. La conclusione, bello buono, facile sul destro di Raguso. De Luca, Perugino, Salas, il Ciolo se ne va col destro, in difficoltà, spostato, messo in difficoltà, non è riuscito a indirizzare bene il pallone, c'era la marcatura stretta di Coco Wellington. E allora Braga, buona il passaggio, ma il Ciolo Salas c'era e chiude. Perugino, chiuso l'ultimo tocco, e nero-verde, allora il Napoli può ripartire con De Luca, Valdir De Lima, Salas per vie centrali, aspetta un movimento, la mette morbida con lob per De Luca, la clamorosa parata di Tondi che nega il gol dell'1-0 a De Luca. Bella la scucchiaiata del Ciolo Salas, bella la giocata al volo di De Luca, la rivediamo, il lob morbido, la spaccata, ma poi tanto di cappello alla paratona di Fabio Tondi. E la L84 si salva dopo quasi 6 minuti di gioco, arriva la prima vera palla gol del match di Marca Napoli. La L84 che prova ora a restituire l'attacco del Napoli pericoloso, l'azione manovrata da fuori. Coco Wellington prova a calciare, ma poco da fare, il Napoli è attento. Ancora L84 col fisico De Luca, recupera palla, serve Valdir De Lima. Vinicius Duarte, è entrato anche lui ora nel match. Bolo rischia, attenzione, la L84 in attacco, il pallone che rimane lì, rompe Giapa. Ancora L84, Raguso, chiude Giapa Duarte. È stata un'azione pericolosa, il Napoli si è difeso come poteva, ma la L84 ancora non è arrivata, diciamola così, in maniera pulita nelle retrovie del Napoli, e non è riuscita a trarre nulla se non un calcio d'angolo che viene battuto ora. Ad uscire Fortini, mette giù col petto, tutto di prima, il pallone che sibila il palo.
Palla fuori, bello buono c'era però, ma fortuna per il Napoli che non c'era nessuno perché quel pallone era velocisimo. Bolo in profondità, va, non ci arriva, e poi pallone che finisce a lato. C'è Valdir De Lima, appena accasatosi al Napoli, ex Feldi. Erroraccio intanto di De Luca. Bolo c'era però. Il Napoli ad esempio in questi frangenti, in queste fasi concitate dalle retrovie, si prende qualche rischio di troppo e per ora è andata tutto bene, ma quelle seconde palle, quelle palle sporche possono essere pericolose. Duarte, Bolo, va, Bolo chiuso. L'84 prova ad alzarsi, prova ad alzare il baricentro. De Luca, Lucas Bolo, Giappa Duarte con non poche difficoltà non riesce a tenere il pallone in gioco, va al di là della linea verde, palla fuori, rimessa laterale per la L84, già battuta. Josico, ancora L84, si butta dentro Tuli, non servito, ancora Josico, palla in cassaforte, vicino per Tuli, si butta dentro in sovrapposizione Josico, visto ma non servito, servito ora Josico, palla in orizzontale, sempre per Josico, si va per vie centrali ma c'è traffico, si era buttato dentro Murilo Schiocchet ma non è stato servito, e allora ancora la L84, la palla lunga, bello buono, esce col petto con una calma irrisoria, visto l'attacco e la portata dell'attacco dell'L84. Josico, la conclusione murata, è andato Murilo Schiocchet col numero 21. L'84 che resta su con questa rimessa laterale nei paraggi della bandierina del corner. La conclusione di Raguso, tiro fuori, bella la volée di destro, inaspettata per tutti, bella nella estetica ma non tanto nella concretezza, il pallone è finito fuori. Possesso Napoli con Bolo, Pelesigno all'indietro per il Cholo Salas, ancora Napoli in avanti, dall'altro Salas, chiuso, asse tutto paraguaiano, Raguso, ancora duello, buona, attenzione alla L84 che attacca, chiuso sul nascere l'attacco di Murilo Schiocchet che rimette subito in gioco, e poi bello buono, deve smanacciare sopra la traversa perché la conclusione era davvero pericolosa, quella del numero 6 Tuli, e allora bello buono deve dire di no e deve rimandare al calcio d'angolo la L84 che ancora va allo schema, sempre con il numero 80 Raguso. Prima bella ma poco concludente, stavolta brutta e altrettanto poco concludente la conclusione di Raguso, che però può essere un fattore. Pelesigno mette giù, palleggia con la testa, si gira, semina il panico, poi deve arretrare il raggio d'azione e andare indietro con Bolo che si mette in proprio e va, ma Tuli fa valere la stazza e Bolo si deve fermare e si va anche a accomodare in panchina. Avvicendamento con De Luca. Cuzzolino, Tuli, Josico, Cuzzolino, ancora Josico, pallone sventagliato in avanti per nessuno. Siamo al giro di boa del primo tempo, siamo ancora sullo 0-0 qui dal Palaya Cazzi di Aversa.
tra Napoli ed L84 per chi si fosse appena sintonizzato. Tanta intensità e ad ora poche occasioni, se non quella di De Luca dopo 4 minuti, chiusa bene da Tondi. De Luca, Pelesigno, se ne va, scarica per il Cholo Salas. Salas, c'è la rimessa per il Napoli, se ne incarica De Luca. Cholo Salas, dall'altro Salas che però, nonostante siano entrambi paraguayani, non si intendono e il pallone finisce a lato, rimessa per la L84. Braga, Josico, Cuzzolino, ancora Josico, chiede ai suoi, sbracciandosi, di allargarsi, vuole soluzioni laterali. Josico, il dialogo, buono il movimento a seguire. Braga, e allora ancora Cuzzolino, imbastisce il duello con Perugino. Cuzzolino, la deviazione sfortunata che gli nega la rete, c'era Salas sulla traiettoria del pallone e allora ennesimo calcio d'angolo per la L84. Cuzzolino sul primo palo ed è il gol della L84 che la sblocca quando mancano 9 minuti al termine del primo tempo regolamentare, con il numero 5 Maxi Rescia irrompe nel traffico dell'area di rigore e sul calcio d'angolo la L84 la sblocca quando mancano, dicevamo, 9 minuti e 15 secondi. Le squadre vanno a rapporto dai propri coach, mister Colini ha da ridire qualcosa ai suoi, in particolare sui calci d'angolo che abbiamo seguito, oltre a quello del gol realizzato qualche istante fa. Anche antecedentemente era andato Raguso 2 volte a calciare e l'avevamo detto che potevano essere un fattore le palle inattive per la L84 e così è stato, anche se da qualche minuto a questa parte la L84 aveva cominciato a tessere gioco, a schiacciare il Napoli e si era un po' ribaltato il canovaccio e la L84 aveva preso campo, aveva preso metri, aveva preso in particolare fiducia, andando anche più volte alla conclusione, in particolare con Cuzzolino, da dove è arrivato poi il gol del 1-0. Si riparte, 9 minuti ancora. Salas, il tracciante per De Luca. Cuzzolino, bello buono per De Luca. Salas, zona tiro, chiuso. E allora rimessa laterale in zona d'attacco per il Napoli, se ne incarica Salas. C'è Pelesigno appostato, va sul primo palo, Salas ancora lì, attenzione al break, Cuzzolino fa ripartire i suoi, l'attacco della L84, recupera palla Fortini, deve tornare indietro, ancora da Cuzzolino. Braga, spalle alla porta, buona accomodata per la conclusione di Fortini. Bello buono, deve volare per togliere il pallone dal 7 e ancora calcio d'angolo per la L84. Rivediamo l'azione, bella la apparecchiata con la suola a seguire di Braga per Fortini e poi
bella altresì la parata di Bellobuono. Sempre da quell'angolo è arrivato il gol dell'1-0, ma la L84 non affonda, prova a gestire il pallone e a smuovere la retroguardia del Napoli, senza effetti questo calcio d'angolo. Allora Bellobuono con le mani finisce fuori, Tondi può guardarla solo, scivolare fuori. Braga messo giù, fallo, conteggio dei falli 2-2, 8 minuti ancora. Cuzzolino, la conclusione velleitaria di Rescia che reclama un tocco, e così è stato. Il pubblico del Palaiacazzi di colore azzurro reclama contro la decisione del direttore di gara. Sarà l'ennesimo angolo per la L84, ho perso il conto. Cuzzolino al volo, larghissimo. Si aspetta un pallone, è arrivato. Errore in disimpegno e altrettanto sbagliata l'azione e la gestione di questo pallone. Rescia troppo irruento e frenetico, ha visto solo la porta, ha provato a calciare. Cholo Salas agisce sulla sinistra ora, se ne va, si mette in proprio nel traffico, l'apparecchia per Perugino, tiro sporcato. Angolo per il Napoli. Salas, dall'altro Salas, la puntata sporcata, sarà calcio d'angolo per il Napoli. Pallone in aria, va, non aggancia bene, controlla male col ginocchio e il pallone si accomoda al lato, rimessa per la L84. Salas recupera, attenzione a Salas, a tu per tu col portiere, lo mette a sedere ma non riesce a calciare. Ancora il Napoli, Bolo chiuso, ma lì dietro la L84 ha fatto il possibile per mettere in difficoltà il Napoli e Salas, che aveva messo a sedere Tondi, ma poi complice una marcatura stretta non è riuscito a calciare, il pallone è scivolato troppo in profondità e non si è fatto nulla. Errore di Salas. Va, aggancia malissimo il pallone. Murillo, Fortini, il triangolo non si chiude. Si gioca, Salas chiuso, pallone che rimane lì, il capovolgimento di fronte della L84 solo per un attimo. Ritorna Salas per Vavà, versante di sinistra, il triangolo che non si chiude, ancora Salas, apparecchia male, ma c'era Bolo. Van der Salas alla ricerca di uno sbocco, arriva il fallo ai danni del Napoli. È il terzo commesso ai ragazzi di mister Paniccia. Punizione per il Napoli nei pressi del cerchio di centrocampo. C'è Bolo da posizione centrale, sarà lui col mancino a battere.
arriva il fischio, parte Bolo direttamente in porta, Tondi deve chiudere, attenzione alla palla che rimane lì, la semi rovesciata di Salas, sporca e difficile ma bella per il tentativo. Murillo se ne va, Fortini calcia, il tiro altissimo. Nonostante due defezioni importanti ambo i lati, la squalifica di Borruto e la defezione last di Vinicius Rocha, il match sembra scivolare su binari piacevoli e abbastanza frenetici, e poi, come dicevamo, arriva la conclusione di Murillo, ipnotizzato da Bellobuono. Infatti Murillo va anche a dare una pacca sulla spalla a Bellobuono, come dire: cosa mi hai tolto dalla porta? Pallone al centro, Pelesigno ancora lì, la chiusura senza fallo, il Napoli esce bene, e allora Giappa Duarte dalla destra se ne va per vie centrali, ora pensa al tiro, c'è lo spazio buono, il suo sinistro finisce alto. Ha fatto tutto bene tranne la conclusione, buono il gioco sporco di Pelesigno che gli ha liberato lo spazio e gli ha aperto una tangenziale verso la porta della L84, tiro alto però. Josico, il capitano, ancora lui, Coco Wellington, Tuli, Murata la sua conclusione col destro. Intanto Pelesigno al dialogo con l'arbitro. Rimessa laterale per la L84, arriva il fischio, si ritorna in gioco, 4:33 ancora da giocare. Napoli 0, L84 1. Raguso, Josico all'indietro ancora per il numero 80 che va subito in verticale. Attenzione alla chiusura su Coco Wellington, L84 che resta avanti e schiaccia il Napoli. Rimessa laterale, battuta ora, Raguso apparecchia, chiude Pelesigno, il pallone è buono, ancora la conclusione, il gol! Il 2-0 della L84 porta la firma del numero 21 Murillo Schiocchet ed è 2-0 L84. Era il doppio vantaggio quasi al termine del primo tempo, è una brutta manna, una brutta gatta da pelare per il Napoli che si vede sul doppio svantaggio, e la L84 che può respirare, può prepararsi ad entrare negli spogliatoi con un doppio vantaggio che avvalora un po' questi ultimi 10 minuti del primo tempo che vedevano i piemontesi avanti ad attaccare. C'è anche un po' di sfortuna però sul secondo gol, la palla sporca. Intanto il Napoli prova a risalire la china, prova a far saltare il banco e i piani della L84, e la L84 però non deve fare l'errore di pensarsi già negli spogliatoi. La conclusione, Bellobuono smanaccia e vola, nega la Gioia Braga che ha pulito un pallone impossibile, lo ha lavorato con eleganza, con dolcezza, con la suola, si è liberato, si è fatto spazio e ha calciato, ma Bellobuono c'era. Raguso, lo schema, il pallone che taglia tutta l'aria, ma non c'è nessuno, solo rimessa laterale. Minuti frenetici per mister Colini che prova a trasmettere ai suoi idee, forza e concretezza.
che sta mancando, mentre mister Paniccia sembra essere, tra virgolette, più tranquillo. Il risultato glielo permette. Pelesigno, De Luca, 2,50 ancora da giocare. Giappa Duarte, Salas rientra sul mancino, gestisce, pallone buono per De Luca. Giappa Duarte, giro palla del Napoli a cercare il varco. Pelesigno lavora palla alle spalle, braccato a vista. Giappa Duarte, il pallone non agganciato da De Luca, che sta provando a buttarsi tra quelle linee, tra quelle zone, tra quegli spazi dove per caso potrebbe passare un'occasione, che però non arriva. E poi Raguso con tutta tranquillità lascia scorrere il pallone, sa bene che dietro non c'è nulla, sa bene che De Luca stava venendo incontro a questo tracciante, e allora il possesso è per il Napoli. Se ne va Van der Salas, la conclusione, il sinistro largo. Ci prova il Napoli a cercare quel gol che potrebbe rendere questi ultimi 120 secondi ancora più pimpanti. C'è il fischio del direttore di gara. Per chi si fosse appena collegato, Napoli 0 e l'84 2, le reti di Maxi Rescia e di Murillo Schiocchet. Punizione Napoli intanto, fischiata irregolarità alla L84. Allora c'è De Luca sul punto di battuta, più arretrato c'è Cholo Salas, nell'angolo alla sinistra della porta c'è Bolo, e sul palo destro della porta c'è Van der Salas. Si attende il fischio e gli sviluppi di questa punizione. Il fischio sta per arrivare, De Luca è pronto, altrettanto Salas. De Luca tocca vicino per la conclusione di Salas, salvata sul primo palo. Tutti si aspettavano la bordata del Cholo Salas, è stato servito invece l'altro Salas, Van der, che era appostato lì dietro. E problemi per Rescia, che esce. Pallone sporco, Tondi crea qualche problemino ai suoi su questa decisione presa. Calcio d'angolo. Salas! Il destro che di poco non trova lo specchio, si era coordinato egregiamente. Ma peccato per lui che non ha trovato lo specchio, anche se però Tondi c'era, ben piazzato sul primo palo. Raguso poi incespica e non arriva all'appuntamento con la conclusione, appuntamento rimandato. Bolo lascia Salas la battuta, che rilascia Bolo. Bello buono, lunga, lunghissima, da portiere a portiere. Raguso che sbaglia. De Luca appoggia per Van der Salas dalla sinistra, 1 contro 1, rientra ancora per Cholo Salas con la punta. Van der Salas si gira, lavora bene il pallone, va sul mancino, sinistro alto. Ma che bella giocata di Van der Salas, che sentiva la porta, ha provato a cercarla con gli occhi, ci ha provato e non l'ha trovata di poco. Calcio d'angolo Napoli. De Luca dalla bandierina, Bolo al volo, tiro velleitario, finisce larghissimo.
E allora Tuli chiuso, L84 che prova a gestire, non sta portando sortiti offensive. Cuzzolino, Tuli si gira ma non trova il pallone, finisce fuori la sfera e allora Bellobuono può rimettere in gioco. Cholo Salas, orizzontale a destra per De Luca, Bolo, Salas si chiude il triangolo e allora si va ancora all'altro Salas, asse tutto paraguaiano, Salas destro fuori di poco. Sta venendo su il Napoli, sta venendo su il Napoli. 42 secondi ancora nel corso di questo primo tempo, sono 2 le reti da recuperare per il Napoli, che ci sta provando ad accorciare e poi andare negli spogliatoi e capire che poi comincia un'altra partita. Stessa cosa magari la L84, che vorrebbe andare già ora forse negli spogliatoi per portare al break il doppio vantaggio. È una questione di sentimenti contrastanti su ambo le panchine e anche per ambo le squadre. Salas ora, il Cholo per Van der Salas, Tondi chiude su De Luca e nega il gol. Super Tondi, che parata! De Luca, calcio d'angolo, battuto ad uscire, pallone che rimane lì, Cuzzolino, Bellobuono con non poche difficoltà, pallone velenoso, ma la sirena e il doppio fischio dicono che tra L84 e Napoli dopo 20 minuti va bene così, le squadre vanno negli spogliatoi sul risultato che dice Napoli 0, L84 2. A tra poco col secondo tempo del match.
Rieccoci con le immagini del secondo tempo tra Napoli e L84 che comincia ora, sempre dal 2-0 per la L84. Per chi si fosse appena sintonizzato, nel corso del primo tempo le reti di Rescia e Muriglio. Scuserete un po' le difficoltà dovute al mal di gola. Salas col Napoli che in corso di questo secondo tempo attaccherà da destra a sinistra. Cuzzolino perde palla, Salas da Van der Salas, la chiusura e stirata perfetta di Rescia, e Napoli che va al calcio d'angolo, battuto subito. Bolo! Lucas Bolo accorcia le distanze, porta il Napoli almeno uno subito dopo 30 secondi. La reazione del Napoli, sempre da palla inattiva. Bolo scarica il mancino in rete e Tondi non può nulla. Il Napoli ritorna a farsi vicino alla L84, che ora deve gestire, non azzardare troppo. Pelesigno prova a calciare e Braga capisce il momento, mette fuori e regala la tuscia al Napoli con Salas che si incarica della battuta. Ma che gol di Bolo, che gol di Bolo. Pensavate fosse finita qua, invece no, ci sono ancora, fortunatamente per noi e per voi, 20 minuti di gioco. Josico prova a calciare col destro, il piattone finisce altissimo. Bello buono, Van der Salas, duello perso. Cuzzolino, Tuli chiuso con un fallo. Cuzzolino, Josico agisce largo, Tuli apparecchia per Cuzzolino che vede il pallone al centro, chiuso Rescia, ma che pallone spaziale servito da Cuzzolino in uno spazio che ha visto solo lui. Rescia poteva fare di più e dare pregio, valore a quel passaggio che dicevamo spaziale. La L84 manovra con Cuzzolino, irrompe Salas solo per un attimo. Ancora i piemontesi che provano a rimettere in chiaro le cose. Cuzzolino chiuso, Salas se ne va col fisico. Il duello che vede il pallone finire fuori. Dovrebbe essere calcio d'angolo, c'è Van der Salas a terra che va verso la panchina, dolorante, ma dovrebbe essere cosa di nulla. Entra Salas, entra De Luca, fuori Salas. Ora Ciolo Salas al centro, ancora Ciolo Salas, batti e ribatti. Cuzzolino chiude il tiro col destro del Ciolo Salas. Pallone battuto, Pelesigno, Bolo. Palla alta, altissima per De Luca. Tondi. Rimessa Napoli, Pelesigno, Bolo, Salas prova a ripartire. Il duello con Cuzzolino è un duello di prestigio, d'élite, anche perché lo avevamo detto, il parterre de Roi era di quelli dei migliori
E quando poi ti trovi un duello tra Leandro Cuzzolino e Javier Salas, non puoi far altro che dire che stai assistendo allo sport più bello del mondo, il futsal. Cholo Salas, De Luca, Salas, palla lunga, Rescia, e poi De Luca non ci arriva, in estirada doveva spingere solo il pallone dentro. Si salva la L84 che deve provare a riproporre quei 5-6 minuti del primo tempo dove è stata cinica e spietata. Salas se ne va, tiene in gioco il pallone, se ne va ancora, ma non riesce a superare Coco Wellington, altro grande esponente di questo sport. L84 al possesso, Coco Wellington calcia il sinistro fuori, Bello Buono lo battezza tranquillamente. E allora il Napoli può ripartire, L84 che prova a restare alta e a recuperare palloni, e il Napoli prova a ripartire, Bolo non riesce ad agganciare, allora L84 che può rimettere in gioco con Coco Wellington, sempre l'L84, si districa bene Braga, servito in profondità, ma da quelle parti gira un azzurro col numero 6 che sta vendendo cara la pelle nel duello con Braga. Parliamo di Perugino che si butta ora dentro, ma la L84 fa bene la guardia. Coco Wellington chiuso, Salas recupera, 3 contro 3, break Napoli, Salas apparecchia per Bolo, esterno che finisce di poco a lato. Mamma mia, che brivido per la L84. Rivediamo la transizione del Napoli, Bolo con la trivela, brivido L84, va Bello Buono, si sgancia lui, si prende un rischio, gita fuori porta, Braga comodo, un po' troppo presuntuoso, doveva fare male al Napoli e a Bello Buono che era andato un attimo fuori dai pali e poi tornava. Perugino, ancora lui, Bolo, va, morbido per Perugino, aggancia il pallone sporcato però, e allora Tondi può irrompere e bloccare il pallone. Braga lavora il pallone, apparecchia, la conclusione di Rescia, tiro fuori. Sta facendo un grande lavoro Braga, ha imbastito un duello con Perugino, ma sta comunque creando non poche difficoltà il pivot brasiliano Carioca. Tanto il direttore di gara va a redarguire qualcuno sulla panchina del Napoli, mentre si aspetta la rimessa in gioco da fallo laterale per la L84. Raguso circumnaviga, Coco Wellington largo a destra. Arriva il fischio, il pallone rimesso ora in gioco per Raguso e calcia col destro, tiro largo che non può creare preoccupazioni. Va De Luca, Bolo, De Luca, Bolo ancora, il triangolo che si chiude ma non riesce ad attaccare il Napoli, si deve andare a destra dalla corrente va per Bolo, Perugino,
manovra frenetica del Napoli, pressing alto del L84 che permette il recupero palla, l'errore degli azzurri. E allora ancora Braga, si è girato in un fazzoletto ma viene chiuso. Coco Wellington ancora, Braga parecchia per Coco Wellington, chiuso da il fallo smanaccia Coco Wellington ai danni di Vavà e arriva il secondo fallo nel corso del secondo tempo. Per la L84 e cartellino giallo per Coco Wellington. Che ha provato con le cattive maniere, anche un po' di esperienza, a rompere sul nascere il break del Napoli, con Vavà che se ne stava per andare. E allora punizione, 14 minuti e 30 ancora da giocare nel corso del secondo tempo. Il risultato dice Napoli 1 L84 2 per chi si fosse appena collegato. Fortini messo giù da Perugino, mette in parità il numero dei falli e punizione per la L84. Punizione per la L84 battuta. Coco Wellington, il duello con Salas, se ne va in profondità, non tiene in gioco il pallone. Rimessa Napoli. Bolo, Van der Salas mette giù il raddoppio di marcatura, prova a battagliare ma Raguso, coadiuvato da Murilo Schiocchè, chiudono ed è rimessa Napoli. Da un Salas all'altro, sbaglia Javier Salas. Tuli col fisico, se ne va, chiuso, break Napoli, 2 contro 1, ancora Van der Salas. Si riposiziona la L84, si butta dentro Bolo, Tondi deve chiudere lo specchio e si mangia quel pallone che poteva essere pericoloso. Occasione Napoli. Calcio d'angolo, Salas mette a seguire il pallone giù col petto, chiuso bene da Raguso e ancora Napoli che resta avanti. Van der Salas con la suola all'indietro, chiama Bello Buono, Bolo, lunga, Raguso con un gesto da karate sporca questo pallone e lo mette a lato per il Napoli. Bolo, Salas, ancora De Luca, parecchiata bene ma Ciolo Salas era lontano. Ancora 2 contro 1 L84, la conclusione, Bello Buono, si deve superare su Tuli che si era messo in proprio, suola, fisico, forza, destro secco. Bello Buono deve superarsi per tenere a galla il Napoli e non portare la L84 sul doppio vantaggio. Calcio d'angolo battuto male, il Napoli potrebbe ripartire ma non riesce. Bello Buono, De Luca, Salas se ne va, lotta, messo giù senza fallo, Shosiko se ne va, il numero 10 danza sul pallone, pallone buono per Murillo che però scivola e non riesce a chiudere quell'azione pericolosa. Salas, dall'altro Salas, Tuli, il rimpallo lo favorisce, serve Shosiko, apre al lato, Raguso a spazio, chiuso con un'estirada favolosa di Salas che trova solo palla. Avvicendamento tutto sudamericano, fuori Salas, dentro Pelesigno.
per il Napoli. Pelesigno irrompe e chiude. Salas, si butta dentro anche Giappa Duarte nella mischia, invitato anche lui al banchetto. Dirige l'orchestra Bolo, apparecchia bene per Pelesigno, la conclusione, taglia tutta l'area, palla fuori. Cuzzolino, entrato ora. Bellobuono si accontenta della rimessa dal fondo, fa ripartire subito con Bolo. Cuzzolino irrompe, Pelesigno, break Napoli, Salas, zona tiro, Salas, Cuzzolino galvanizzato da questa chiusura. Chiude ma non può nulla, deve concedere calcio d'angolo al Napoli. Da quella zona nel primo tempo sono arrivati 2 gol. Giappa dalla bandierina, Bolo, la finta, Pelesigno, Bolo! Il Napoli l'ha pareggiata con la doppietta di Bolo, servito questo cioccolatino da Pelesigno, e Bolo non può far altro che accontentarlo e scaricare il pallone in rete per la doppietta personale, e il match torna sul 2-2 e mancano 11 minuti al Palaiacazzi e non sapete cosa si aspetta. Si aspettano 11 minuti e poco più di frenesia totale. Il Napoli ritorna sul 2-2 e la L84 è chiamata a rimettersi in carreggiata. Il Napoli è chiamato a continuare su questa lunghezza d'onda. Attenzione alla L84 subito con Josico, e stirata di Pelesigno che chiude, e sarà forse angolo. Attendiamo gli sviluppi perché è rimasto a terra Josico. Si fa calda l'atmosfera e a noi piace così, l'atmosfera calda del parquet, del palazzetto, e sicuramente quei 10 lì in mezzo si staranno divertendo sicuramente. La conclusione, Bellobuono chiude su Murillo, il break del Napoli ora con Pelesigno, Salas 1 contro 1, Salas chiuso, deve tornare Raguso e la L84 deve tirare fuori tutte le forze per chiudere il Napoli. Salas, Van der Salas, il palo, forse sporcato il tiro di Salas. Tondi col piedone, con la punta, rivediamo l'azione, la conclusione col destro, c'è stato un tocco dopo il palo di Tondi. Calcio d'angolo Napoli con Giappa. Sul primo c'era Van der Salas ma era marcato bene, benissimo da Josico. Cuzzolino, c'è bisogno di qualche giocata di gente come Murillo, di come Cuzzolino per la L84, di gente che sa gestire la pressione, di gente che sa come si gioca al futsal. Di fronte però collettivo Napoli che in questo secondo tempo è rientrato galvanizzato, ne ha fatti 2, ha rimesso la partita in parità e ora rimessa laterale. Cuzzolino, Raguso che sta trovando molti minuti nel corso di questo match. Rimessa L84, Raguso, Josico, duello con Pelesigno, rientra sul destro, prende in pieno Ciolo Salas che va giù e il direttore di gara va a sincerarsi che per il Ciolo Salas sia tutto ok.
Si ripartirà dalla rimessa nei pressi del calcio d'angolo per la L84. Cuzzolino, Salas col fisico non sta facendo rimpiangere lo squalificato, e poi Bellobuono deve chiudere subito in questo break. Dicevamo, Ciolo Salas non sta facendo rimpiangere l'assenza dello squalificato Borruto. Subito il break. Murillo Scocchetta ha provato a impensierire Bellobuono, coordinazione precaria di Murillo. Josico che ha allargato il suo raggio d'azione nel corso del secondo tempo. La conclusione, Bellobuono deve dire di no sul piattone di Cuzzolino, che ha sparato forte, ma Bellobuono c'era. Time out. Quando siamo al giro di boa del primo tempo rivediamo intanto il piazzato mancino di Cuzzolino, che è stato chiuso da Bellobuono, e poi è arrivata la sirena che dice tie break, time out, scusate, e rinfrescata alle idee, alle soluzioni tattiche e magari dialogo stretto dei coach con qualche uomo di spessore ambo i lati, perché ora sulla situazione di parità deve venire fuori il talento, e state ben sicuri che di talento questa sera ce n'è tanto, per non vorremmo dire ancora meglio fuori classe. Ce ne sono tanti, e allora ci si aspetta da un momento all'altro la giocata del campione. Rimessa a Napoli, Bellobuono. Ciolo Salas. Bolo, Duarte prova a buttarsi avanti, taglia tutta l'area, pallonata nel vero senso della parola verso De Luca, che non poteva fare nulla su quel pallone sparato forte. (9:50) sul cronometro qui al Palaiacazzi, 2-2 tra L84 e Napoli. Napoli in possesso con Salas. Arriva Duarte, c'è Bolo che però viene chiuso. La L84 si difende bene. Svetta Josico, l'ispanico, capitano numero 10, che ha messo su una prestazione di quantità in questo secondo tempo. Attenzione al break, Cuzzolino, l'attacco della L84, la conclusione, Bellobuono col piedone chiude su Rescia. Il break della L84 poteva essere pericolosissimo. Bellobuono ancora una volta chiamato agli straordinari. Azione rocambolesca partita da Cuzzolino per Rescia, che spara forte ma Bellobuono chiude. Calcio d'angolo, Braga sbaglia. Nulla da fare per questo calcio d'angolo della L84, che però resta alta, resta su, perché Bellobuono ha spazzato fuori e lontano il pallone. Rimessa laterale battuta ora da Cuzzolino, serve Braga, il duello si rinnova con Perugino. Fallo di Perugino, ha spinto palesemente Braga, lo ha visto anche l'arbitro da quelle parti appostato, lo ha mimato proprio il gesto della spinta, e quindi conto dei falli che dice 3 Napoli commessi, 2 L84 nel secondo tempo. Punizione, c'è Cuzzolino
da una zona molto invitante. Bellobuono chiama i suoi a posizionarsi bene, ne vuole 2 in barriera. Vediamo se sarà il mancino di Cuzzolino in porta o l'azione manovrata. Cuzzolino morbido, la conclusione, Murata, rimane lì il pallone per Fortini. Cuzzolino, Braga si gira e ancora una volta Bellobuono, ma che spettacolo! Giocata prestigiosa della pivot, parata altrettanto prestigiosa di Bellobuono che si supera ancora, ma che spettacolo! Calcio d'angolo L84, 8:46 ancora, 2-2. Cuzzolino, pallone buono, la chiusura di De Luca, la conclusione che torna lì e poi Rescia chiuso il suo sinistro da Bellobuono. De Luca, Perugino, Salas, Braga senza mezze misure, cerca subito la verticalizzazione che però non si concretizza. Sono ancora 8:20 sul cronometro, ma statene certi, può accadere di tutto, basta espolverare le immagini di gara 3 scudetto della semifinale dello scorso anno, tempi supplementari, Titi Borruto a qualche frazione di secondo, di millesimo, di centesimo, non so, dalla sirena portò il Napoli in finale e quindi aspettatevi di tutto, anche se 483 secondi ancora da giocare sono ancora tanti. Arriva un fallo della L84, è il terzo. Salas, De Luca, tracciante, recupera Bolo, Bolo per Duarte, sinistro, che meritava sorte migliore, finisce larghissimo. Tuli, Cuzzolino, ancora il Napoli, De Luca nel traffico, deve chiudere Tuli che fa valere il fisico, prova l'attacco la L84, arriva il fallo. Fortini si era liberato elegantemente del pressing azzurro e arriva il quarto fallo per il Napoli. La situazione ora per gli azzurri si fa delicata, 4 falli a 7:24 dal triplice fischio sono tanti, se non troppi, e sappiamo che in un match così tirato i tiri liberi potrebbero essere un fattore, staremo a vedere, ma ci sono ancora un fallo da commettere e quindi lasciamo che si giochi. Rescia, Tuli, Fortini, Rescia ancora, Fortini, dai e vai, si butta dentro, non servito. Coco Wellington a sinistra, attacca l'L84, tracciante a destra per Coco Wellington, il duello con Pelesigno, chiuso Pelesigno col fisico, commette fallo, l'avevamo detto che i falli sono troppi e non bisogna sbagliare. Ha sbagliato Pelesigno, ha regalato il quinto fallo e si è preso anche un giallo. Rivediamo le immagini di quella bella conclusione di Braga, ma anche quella di Fortini. Poi si torna in gioco. 2 gialli
per il Napoli, 2 gialli per la L84. 5 falli commessi dal Napoli, 4 dalla L84. 2 le reti a testa per il Napoli, la doppietta di Bolo, e per la L84 Rescia e Murillo. Intanto il Napoli si gioca la carta power play, fuori bello buono, dentro Van der Salas, e allora il Napoli prova a stringere nella metà campo avversaria la L84 e prova ora a tenere il pallino del gioco a 6:25. Mister Colini rischia tutto, va all-in per mettersi avanti, magari cercare un gol e poi far riquadrare i conti, ma attenzione, perché nel primo tempo la L84 ci ha fatto vedere un paio di sortite offensive in contropiede molto pericolose, e sapete com'è col power play, il rischio è grosso. Salas, da Van der Salas, dal Ciolo Salas, il velo, Duarte chiuso, Braga, la conclusione, il Ciolo Salas e poi Tondi smanaccia in angolo. Resta dentro il power play per il Napoli e ora massima attenzione, massima concentrazione. Napoli batte subito, L84 ad aggredire, Van der Salas, Ciolo Salas, Bolo 1 contro 1 con Fortini che non si concretizza, ancora Salas, sarebbe ovvio, bisogna far girare palla, non prendersi rischi perché c'è la porta sguarnita. Salas, Bolo, da un lato all'altro, si muove il pallone, come scorrono i secondi sul tabellone e ne sono rimasti 5:19 di minuti. Bolo, Salas, non c'è spazio, la L84 è tutta arroccata dietro. De Luca, Duarte, ancora Duarte, serve ancora Salas, prova a scardinare la resistenza della L84, a cui forse ora va bene un pareggio, ma deve massimizzare lo sforzo difensivo e recuperare palla. È il Napoli ora che prova a crederci, vista anche la superiorità numerica nei giocatori di movimento. In campo il power play per mister Colini e per il Napoli. Si passeggia, nervi tesi, si cerca l'errore, si cerca lo spiraglio, si cerca di intravedere quel raggio di sole che potrebbe aprire la via alla conclusione per il Napoli, e si cerca la cattiveria per la L84 che ci stava provando a ripartire con Cuzzolino che aveva intercettato il pallone, ma tutto da rifare. Rimessa Napoli, anzi no, L84 scusate, e power play che esce, si riaccomoda in porta bello buono, richiamato nel party Yuri Bellobuono. La conclusione, attenzione, che non arriva, di Josico che era arrivato a cannone. Tuli, entra lui ora al posto di Braga. De Luca, Salas, di nuovo power play per il Napoli, l'uomo scelto è sempre Van der Salas. Sciapa Duarte che si va a collocare nell'angolo a destra della porta di Tondi. De Luca è vicino al palo Bolo. De Luca, orizzontale a sinistra per Duarte. Schieramento a rombo che scivola e diventa un quadrato. È tutta una questione di geometrie, sia in fase difensiva che in quella di manovra offensiva.
Si sgancia Tuli solo per un attimo. Salas 2,28, 2,27 ora. 142 secondi. Salas, arriva il fischio, il pallone era uscito? Sì, era uscito. Fuori il power play, dentro di nuovo Bello Buono. Josico, Cuzzolino, Josico ancora. Sbaglia la L84, può ripartire il Napoli con Vavà che accomoda vicino al Cholo Salas. Avvicendamenti per il Napoli, ritorna il power play, ritorna la stessa trama. Sliding door per il Napoli, sliding door per la L84. Napoli col power play, L84 arroccata, 1,50. 2-2 al Palaia Calzi tra Napoli e L84. Cholo Salas, Giappa Duarte, Bolo, De Luca, ancora Bolo, Salas, Duarte, non ci sono sbocchi. Duarte, non c'è nessuno che ha il telepass per il Napoli, il pallone non circola, il pallone non passa. Saremo a vedere 57 secondi ancora se la spunta la resistenza nero-verde della L84 o la caparbietà del Napoli. Salas, zona tiro, Giappa, va lui al centro. De Luca cosa si è mangiato a 42 secondi dal termine? Si salva la L84, Pelesigno irrompe senza mezze misure. Intervento molto cattivo. Ma si salva il Napoli. A detta del direttore di gara, non da punire con fallo il contrasto di gioco di Pelesigno. Cuzzolino la rimette in gioco. Brescia, Josico, Tuli, Cuzzolino, fallo di Tuli. 5-5 il conto dei falli, 30 secondi. Chiedo per cortesia al dio del futsal, ci puoi dare ancora 10 minuti per cortesia? 5-5 il conto dei falli, 2-2 le reti. Perché ci devi lasciare 30 secondi di questo spettacolo? Regalacene un po' in più, anche per gli spettatori che ci stanno seguendo comodi sul divano. Staremo a vedere se saranno gli spettatori del Napoli a saltare sul divano a fine della partita o quelli della L84, come direbbe Guido Meda ai tempi d'oro, quando Valentino Rossi vinceva e stravinceva e lui diceva tutti su sul divano. Vediamo. Salas, 25 secondi ancora. Bolo, Salas, ancora Bolo, autore di una doppietta. Cholo Salas, 13 secondi ancora. Van der Salas deve attaccare il Napoli, deve fare attenzione la L84. 6 secondi, Bolo, zona tiro, calcia, Murato, ancora buona, 3 secondi, 1 secondo e 1. Cosa accadrà ora? Rimessa Napoli. Salas deve andare direttamente su. La conclusione di Bolo e poi sirena, triplice fischio, finisce così al Palaia Cazzi. Il Napoli finisce con 2-2 con la L84, nessuna delle due vince, ma lo spettacolo sicuramente non è mancato. Una partita bellissima, intensa, ma che non ha trovato un vincitore. Finisce così tra Napoli e L84, 2-2. Immagini col terzo tempo spettacolare e appuntamento alla prossima partita del futsal.
tifosetori